con noi in studio, ve lo anticipo subito, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Presidente Conte. C'è stata ieri la telefonata di 2 ore tra Trump e Putin, cercheremo di capire a che cosa ha portato questa telefonata. Credo che lui voglia fermarsi. Presidente Conte, a che punto siamo secondo lei? Poi veniamo all'Italia ovviamente, ma... A un punto molto difficile, perché dopo 3 anni di guerra ovviamente ci si confronta non più con atteggiamenti diplomatici, ma ci si confronta con le forze in campo, e sicuramente le forze in campo in questo momento avvantaggiano la Russia. Tutto quello che ci è stato raccontato, il crollo dell'economia russa, il cambio di regime, la Russia è in difficoltà con gli armamenti, per i rifornimenti, le nostre controffensive dell'Ucraina occidentali stanno andando a gonfie vele e si sono rivelate tutte delle bufale. Cioè anche le sanzioni, lei dice anche le sanzioni non hanno funzionato? Ma guardi, le sanzioni, attenzione, chiariamo, noi siamo stati favorevoli alle sanzioni economiche, finanziarie, eccetera, abbiamo condannato ovviamente Putin. Però anche le sanzioni, all'inizio ci fu detto addirittura che buttandolo fuori dal sistema bancario SWIFT lui sarebbe stato isolato a livello internazionale. Non è successo nulla di tutto questo. Il suo PIL è cresciuto e il nostro invece è arrivato a zero, in particolare qui in Italia siamo allo 0, Inoltre a livello internazionale i BRIC sono cresciuti. Ci sono nuovi paesi addirittura come parte, sono arrivati a 10 e altri vogliono entrare nell'altro emisfero dell'equilibrio globale. Quindi diciamo che sono tutti fallimenti accumulati sul campo, è la ragione per cui noi da subito premevamo per una svolta negoziale. Avremmo trovato di fronte un Putin sicuramente più disponibile, con meno potere negoziale, perché non aveva ancora vinto sul campo, doveva ancora misurarsi, e sicuramente avremmo avuto più margini negoziali. Adesso è tutto molto complicato, però attenzione, dobbiamo tutti essere concentrati per questo obiettivo finale. E ovviamente avrei voluto l'Italia, avrei voluto l'Europa protagonisti di questo negoziato. Non lo sono. Stiamo cercando di recuperare terreno, ma sicuramente abbiamo dovuto attendere la svolta nell'amministrazione degli Stati Uniti, perché Biden ha portato avanti la politica guerrafondaia. Quindi per lei meglio, da questo punto di vista, meglio Trump di Biden per ora, lei dice? Da questo punto di vista... No, per capire allora, oggi... Da questo punto di vista, su questo aspetto, non c'è dubbio che Trump ha fatto una campagna elettorale dicendo: per me la strategia di un'escalation militare che ci può portare alla terza guerra mondiale è sbagliata e mi batterò per un negoziato di pace. E su questo profilo è conseguente a questo impegno elettorale e per cui è stato votato. Le posso chiedere se l'ha più sentito lei negli ultimi, da quando è Presidente americano? No, guardi, non è mia... Gli hanno chiesto in tanti, lo so che non sono il primo, ma non vi siete più sentiti con Trump? Allora, guardi, da quando io ho lasciato l'incarico di Presidente del Consiglio, su questo cellulare ci sono tanti numeri di telefono di molti leader attuali, non li ho mai utilizzato, perché ritengo che prima c'era Draghi, ora c'è Meloni che rappresenta l'Italia, e una mia telefonata, un mio intervento, uno scambio eccetera potrebbe in qualche modo interferire. Secondo me non sarebbe corretto. Veniamo un attimo all'Italia. Lei prima ha detto io vorrei l'Europa protagonista. L'Europa magari non le piace, ma qualcosa sta facendo. La famosa coalizione dei volonterosi, la Francia, la Germania e anche l'Inghilterra hanno sempre dichiarato di avere un obiettivo preciso, no? Quella è una parte dell'Europa che ha preso una posizione. La Meloni da che parte sta? Perché non sta né coi volenterosi... Guardi, secondo me la Meloni sta dimostrando anche a livello internazionale una certa incapacità. Però attenzione, qui ormai ci stiamo scontrando a livello interno tra i corifei, la corte mediatica, che la osanna, e poi sembra che ci sono altri invece che l'attaccano per partito preso. Ecco, io non sono tra quelli che attaccano la Meloni per partito preso. Io voglio parlare di fatti concreti. La politica internazionale, innanzitutto vorrei dire ai cittadini che non è questione avulsa, scollegata da quello che è il piano economico interno. Ha delle ricadute, sicuro. E certo che ha delle ricadute, perché se tu vai a Bruxelles e di fronte all'asse franco-tedesco, alla proposta franco-tedesca, accetti e sottoscrivi il patto di stabilità che taglia in Italia 13 miliardi l'anno su sanità, scuola e istruzione, stiamo parlando di politica europea, internazionale, ma con ricadute interne. Lei non l'avrebbe firmato quella... Mai e poi mai.
avrei fatto una controproposta, l'avrei negoziato, non avrei aspettato, perché adesso quel patto se l'è rimangiato anche la Germania. Però sarebbe rimasto isolato lei a quel punto. Ma assolutamente non sono rimasto isolato quando se non l'avesse firmato, ero contro tutti, mi volevano far prendere il MES, ho lavorato per creare consenso giorno dopo giorno, capitale europea dopo capitale europea per portare in Italia 209 miliardi. Di che isolamento parliamo? L'isolamento è per i pavidi, l'isolamento e si condanna all'autoisolamento è per chi non ha la capacità, per chi ruggisce in casa e poi si accuccia all'estero. Secondo punto, vai negli Stati Uniti, prima c'era Biden, ti fai dare il bacio in testa, approvi la politica, strategia guerrafondaia per l'Ucraina, siamo all'11° pacchetto di armi. L'unico fiato in cui lei si è discostata l'ha avuto con 2 comici russi in una telefonata. Ah, la famosa telefonata fake nella quale... Per il resto sempre accovacciata, accucciata. Da ultimo cambia, ti ritrovi Trump e allora automaticamente anche lei cerca di cambiare atteggiamento. Beh, anche perché è più affine alla sua storia politica, ma forse, attenzione, no? ma non può rinnegare la strategia guerrafondaia di 3 anni. Quindi allora si trova in mezzo. Da un lato cerca di accontentare e compiacere Trump, dall'altro ovviamente non può discostarsi troppo da una strategia da lei sottoscritta per 3 anni. Il risultato qual è? Che vai a Washington e per cercare di tenere buono Trump gli prometti armi, gli prometti acquisto di gas che costa 4 volte tanto, gli prometti sconti fiscali ai giganti, ai miliardari del web, gli prometti che non guardi alla Cina assolutamente per lo scambio commerciale. Ma noi siamo alleati con gli Stati Uniti, io non voglio farla arrabbiare, ma noi è un nostro partner strategico con gli Stati Uniti. Ma non sudditi. Cioè se tu vai lì e gli concedi tutto quello che chiede e torni a casa dicendo Trump mi ha promesso che forse verrà in Italia a fare un summit, vuol dire che ti sei fatta prendere in giro. Però qual è il risultato? Politica internazionale scollegata dalla realtà nostra economica? No, perché tu ti ritrovi quindi con Italia sociale, sanità, scuola, le file, l'80% delle persone, dati Ipsos, addirittura hanno rinunciato almeno una volta a servizi del sanitario nazionale perché per le lunghe file Ce ne siamo occupati spesso, noi abbiamo una pagina che spesso si occupa di sanità. Basta guardarsi intorno, basta uscire da Palazzo Chigi e fermarsi a parlare anche intorno a Palazzo Chigi con le persone che passano casualmente. Però il consenso sembra non scendere. Aspetti un attimo che ci arriviamo. Aspetti un attimo che ci arriviamo. Quindi allora in più ti ritrovi con acquisto di armi. Crosetto si è vantato. Guardate che adesso siamo arrivati al 2% di PIL, quindi tu tagli su sanità, scuola, istruzione, lavoro e investi sulle armi. E addirittura poi investi sul gas americano e prometti 10 miliardi di acquisto di metri cubi di gas americano, che è una follia perché ci costa molto di più. In conseguenza poi che cosa fai? Ti ritrovi ancora in Europa e sottoscrivi un piano di riarmo. Però piano di riarmo, attenzione, 800 miliardi, lo dico a tutti i cittadini. Voi che avete difficoltà a mandare un figlio in palestra, voi che avete difficoltà a comprare un paio di scarpe da ginnastica nuova alla moda a vostro figlio, voi che addirittura non riuscite a riempire il carrello della spesa, ma a voi che ve ne fate di carri armati e missili, 800 miliardi sprecati a livello europeo per i prossimi anni per riarmare la Germania, per rendere la Germania dopo 80 anni una superpotenza militare. E che semmai domani mattina AfD, che è un partito di estrema destra, che ha un'ideologia di violenza, sopraffazione, prende il governo del paese alle prossime competizioni elettorali e ci ritroviamo una Germania superpotenza come una volta. Dice, con il rischio di avere l'AfD. Che vantaggio abbiamo, anziché quegli 800 miliardi, a utilizzarli per le esigenze vere? Ecco, però c'è un dettaglio, provo a seguirla. Il dettaglio è che è Trump che dice che dovremmo addirittura aumentare al 5% quella spesa. Cioè, se lei fosse Presidente del Consiglio, si troverebbe comunque nella condizione di dover dire il mio alleato strategico è gli Stati Uniti. Immagino che sia corretto, no? Allora, Trump, che facciamo? Ascolti, Trump a me mi ha chiesto 2 cose. Sì. Di portare la spesa al 2% di PIL. E l'avete fatto? Ma che cosa dice? Avete aumentato la spesa militare, però. Di quanto? Io sono arrivato all'1%. Ma queste sono le fake news di Fratelli d'Italia. Lei non deve andare dietro. No, io non vado dietro nessuno, ma l'avete aumentata? Io ho portato, ascolti, ho portato la spesa
all'1,4% e il 2% di PIL era stato preso nel 2014 da precedenti governi. Diciamo che non l'avete diminuita allora. 1,4% di PIL significa che in 3 anni ha aumentato la spesa per adeguata, perché va adeguata la difesa. No, appunto, quindi... Di 1 miliardo o poco più. Ma nello stesso periodo Covid ho messo 10 miliardi per la sanità, 8 miliardi e 700 mila per la scuola e poi ho portato 209 miliardi per asili, infrastrutture. Quindi lei a Trump gli direbbe col cavolo che l'aumento... Ma gliel'ho detto, perché il mio paese, se sei alleato e non sei suddito, lo guardi negli occhi... Caro Donald, io rispetto assolutamente e può avere un senso quello che dice, anche se 5% mi pare una follia, non abbiamo bisogno di questo perché contribuiamo all'escalation mondiale. Qui dobbiamo fare una nuova Helsinki, una conferenza di pace, sicurezza, non costruire sempre più armi e fare ingrassare l'industria delle armi e i fondi di investimento. Però gli direi anche un'altra cosa, attenzione. La seconda cosa su cui l'ho scontentato è che ovviamente l'accordo con la Cina, ma io non ho perso la stima e la considerazione di Trump, che addirittura a distanza di tempo ancora mi ha riconosciuto... Lo rifirmerebbe quell'accordo con la Cina? Ma certo che sì. Nel mondo di oggi rifirmerebbe l'accordo con Xi Jinping? Ma le dirò di più, è stato un errore non costruire una svolta negoziale e non coinvolgere la Cina che si era offerta, perché la Cina ha grande influenza sulla Russia. Se allora tutti questi nostri belligeranti leader occidentali avessero consentito alla Cina di partecipare come voleva svolgere un tavolo, perché hanno detto subito no, la Cina no, orrore. E invece avrebbe dato, e ancora oggi potrebbe dare un contributo, perché soltanto facendo sentire davvero Putin contrastato da un'intera comunità internazionale, soltanto allora noi riusciremo a contrastare quel potere negoziale che lui ha conquistato sul campo con le armi. È interessante perché questa nostra chiacchierata di oggi, alcune cose le aveva già dette, però ci ridisegnano quello che secondo lei dovrebbero essere le nuove alleanze e il ruolo dell'Italia, no? Cioè lei ci sta ridisegnando e sta dicendo Meloni sta sbagliando tutto, noi non possiamo puntare tutto solo sugli Stati Uniti, avremmo dovuto anche mantenere un ponte con la Cina, questo sta dicendo, vedo già pronto poi il direttore Molinari che tra qualche secondo sarà con noi, cioè lei ci sta disegnando un ruolo internazionale dell'Italia completamente diverso da quello che c'è in questo momento. Allora guardi, le riassumo così, o mi sbaglio? In sintesi, io quando sono stato presidente e ancora oggi non metto in discussione il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, non lo metto in discussione perché è il nostro storico alleato. Però se tu non vuoi costruire un mondo in cui i conflitti aumenteranno, se tu non vuoi un mondo in cui si va con minacce, contro minacce, con escalation infinita, tu devi avere un approccio multipolare, multilaterale. Un player come la Cina non la puoi lasciare lì dove si porta appresso la Russia, gli altri paesi, l'India, gli altri paesi BRICS, perché stanno crescendo da quel lato. Quindi devi costruire dei nuovi equilibri e devi poter parlare con tutti, perché se ti schiacci sotto il tuo alleato che ti fa comprare armi, gas, ti dice i miliardari del web non me li devi ovviamente... Meloni però dice sto difendendo gli interessi italiani. No, io con allora non mi ha seguito prima. No, io l'ho seguita, ma lei dice io... Ha sottoscritto pacco di stabilità. Lo Scorporo ha chiesto... Pacco ha detto, patto si chiama. No, patto si chiama quello. Pacco. È un pacco per gli italiani. Ha sottoscritto tutto ciò che è contrario all'interesse degli italiani. E invece per fare cosa? Sa qual è la ragione vera? Uno dice, ma perché allora va lì e sottoscrive un pacco col taglio del 13 miliardi? Perché ritorna e chiede lo scorporo non per la spesa sulla sanità, ma per la spesa sulle spese militari, per gli investimenti militari? Perché sottoscrive un piano di riarmo di cui noi non ci potremo avvantaggiare, riarmerà ciascun paese per il proprio conto e in particolar modo la Germania. Perché a Washington non ha ottenuto nulla, ha solo concesso. Sa perché? Lei che spiegazione si dà? Io la ragione adesso lei ha veduto le faccio... e ha una grande esperienza anche come giornalista e come attento osservatore dei fatti politici. Secondo lei qual è la ragione? Quando si dice così poi c'è la mazzata, no? Lei che attende... No, nessun tranello. Secondo lei perché si ritrova a differenza di tutto quello che ha detto la campagna elettorale come dire, schiacciare l'interesse degli italiani, a favorire in questi consessi internazionali, anche internamente, banche, assicurazioni, industrie delle armi,
lei ha provato a tenere molto saldo l'obiettivo dell'alleanza di tutto l'Occidente. Cioè lei è il caposaldo. No, caposaldo no. Meloni è caposaldo dell'alleanza. No, caposaldo no, perché secondo me, ad esempio, della coalizione dei volonterosi, lei ad esempio sarebbe nella coalizione dei volonterosi a fianco di Francia e Germania. Mi rispondo Poi prima. facciamo entrare Molinari intanto, facciamolo entrare Molinari. La ragione sì. è molto più banale. Sa perché? Mi dica, perché in questo momento Meloni, come tutti i politici... Buongiorno e benvenuto Molinari. Grazie, buongiorno. Tutti i politici... Direttore, ci sta seguendo? Molto, con grande credo. attenzione come sempre, Presidente. Grazie, prontissimo. Allora, glielo dico io perché dal 2018 sono in politica, ho fatto una full immersion. Ormai sono un po' di anni, sono stato a contatto con politici di carriera che sono nati in politica, cresciuti in politica e non hanno un altro lavoro. Se loro non si raccomandano con i poteri forti a livello interno e internazionale, non si garantiscono una futura carriera. Se dovesse andare male un'elezione, che cosa fanno domani? E con chi si è accordata Meloni? Quali sono i poteri forti con cui si è accordata? Faccio l'elenco? Lei ha l'immunità parlamentare. Se vuole l'elenco dei poteri forti, si prenda le ultime leggi di bilancio, le 3 leggi di bilancio che Meloni ha fatto. Vedrà che sono grandi concessioni a banche, imprese assicurative, industria delle armi, fondi di investimento. Addirittura ha continuato a cedere porzioni dei nostri asset strategici, li ha messi sul mercato a favore dei fondi di investimento stranieri. Io parlo di Eni e via discorrendo. E a livello internazionale, in tutti i consessi, come dire, fa la voce grossa davanti alla telecamera, ma poi sottoscrive tutti i patti che sono più giugulatori, più penalizzanti per l'interesse degli italiani, purché ovviamente si tiene buono i consessi internazionali, in particolare Washington, a seguire Bruxelles. Quindi lei dice che Meloni si sta preparando per un futuro quando finisce politica, la politica... Non si sa mai come va, non si sa mai come va. Beh, in Europa... Non dovessimo essere rieletti, lei capisce come funziona. Lei dice io uno studio legale dove andare ce l'ho, volendo... Ma guardi, grazie a Dio, io ho fatto... Io sono in aspettativa dall'Università di Firenze. Domani mattina, se smetto la mia professione, sono il giorno dopo a insegnare a Firenze. Molinari, barricadero Presidente Conte. No, il Presidente Conte ci ha ribadito quello che è sempre stato in maniera molto coerente il suo approccio alla politica internazionale, multilaterale e dialogo con tutti. Un senso fondamentale di equità. E qui però, Presidente, viene una domanda. Con delle alleanze però storiche e consolidate che io non respingo. Attenzione, parlare con tutti non significa essere, come dire, una prostituzione. Essere di tutti. Questa è un'immagine molto efficace. Significa essere coerenti, chiari, guardando in faccia agli alleati. Le sto dando ragione, Presidente. È la cornice della multilateralità e del dialogo con tutti. Però in questa cornice sorge spontanea una domanda. Lei alcuni giorni fa in Parlamento ha chiesto il minuto di silenzio, giustamente, per le vittime palestinesi del conflitto in Medio Oriente. Ora, quel conflitto, noi sappiamo, è iniziato il 7 ottobre del 2023 con l'attacco di Hamas, ha avuto anche vittime civili israeliane. E ci sono anche gli ostaggi. Perché lei quel minuto di silenzio e di raccoglimento non l'ha chiesto per le vittime degli uni e degli altri? Pensa che ci siano vittime più importanti di altre? No, le rispondo subito, perché il minuto di silenzio, le ore di silenzio, i giorni di silenzio per le vittime del 7 ottobre contro l'attacco terroristico di Hamas l'abbiamo fatto e rifatto. Però lei non l'ha mai chiesto in Parlamento. Scusi un attimo, il sottoscritto è andato anche in sinagoga a incontrare i rappresentanti delle comunità israelitiche in Italia per riconoscere una grande delegazione di parlamentari, eravamo 15-20. Qual è il tema? Che il 7 ottobre, caro direttore, non se ne è accorto, si è consumato in poche ore un po' di anni fa quasi. Mentre invece ogni giorno continua questo che io oggi qui chiamo genocidio. Però dice, per la prima volta. Ancora gli ostaggi nelle mani dei terroristi. Adesso mi fate parlare su questo. Non ho mai usato la parola genocidio. Ma come lo vogliamo chiamare? Un sistematico sterminio, giorno dopo giorno, che ha coinvolto più di 50.000 tra bambini, donne, oltre 230 giornalisti, che ha distrutto tutti i presidi sanitari, le abitazioni, le scuole, che sta affamando una popolazione, e adesso arrivano i carri armati di Gedeone, i carri di Gedeone, a sterminare completamente per la finale risolutiva pulizia etnica. Come lo chiamiamo? Quindi voi con la retorica che c'è stato un 7 ottobre vogliamo giustificare quello che
si sta quindi svolgendo è giusto differenziare fra vittime e vittime. Quindi lei oggi non si sente in dovere di tornare in Parlamento e di chiedere la solidarietà del Parlamento anche alle vittime israeliane? Se lei mi sta dicendo che ci sono vittime e vittime di fronte al Parlamento della Repubblica. No, lei ha chiesto solidarietà solo per le vittime di una parte. Non c'è rimedio. Alle vittime di adesso qualcosa la dobbiamo dire, gli ostaggi che sono li dobbiamo fermare. E gli ostaggi ma secondo lei a Netanyahu importano degli ostaggi? No, ma a lei molto. E allora perché il minuto di silenzio non l'ha fatto anche per gli ostaggi? Perché l'abbiamo fatto per mesi, per settimane. Ma mai in Però adesso c'è un sistematico sterminio. Come lo vogliamo chiamare? Lo vogliamo fermare. Presidente, si vuole prendere qui l'impegno di tornare in Parlamento e chiedere un minuto di silenzio di raccoglimento per tutte le vittime, tanto quelle israeliane che quelle palestinesi civili? Non ho difficoltà, ma l'abbiamo già fatto. Quindi lo farà? Qui c'è in atto oggi, ci dobbiamo porre il problema di come fermare un criminale. Netanyahu è un criminale. Lo vogliamo capire che sta distruggendo la causa di Israele. Ma le vittime sono tutte uguali. Ma lei vuole... Sì, ma qui si stava ponendo il tema... l'argomento retorico che ci sono state... Non è una retorica, perché ci sono vittime. Quindi allora che cosa facciamo? Non lo fermiamo? Per fermare la guerra è un criminale o no? Mi dica. Se si liberano gli ostaggi finisce la guerra domani mattina. Ascolti, allora io omaggio le vittime del 7 ottobre. Netanyahu è un criminale, un pazzo criminale o no? Allora l'obiettivo... fermi. Vediamolo. Questo è un suo giudizio politico. Il suo qual è? È un pazzo criminale? Lui fa il giornalista però. Io faccio il giornalista. E quindi non commenta? No, ritengo che... Il 7 ottobre le omaggio qui, le vittime del 7 ottobre. No, lei lo deve fare in Parlamento. Sono dei terroristi, l'ho detto più volte. Attenzione, c'è un'ultima ora però Netanyahu su è un questo. criminale o no? Netanyahu sta tentando di ottenere la fine della guerra attraverso la liberazione degli ostaggi. E qui che non ci troviamo. Non avete la forza di pronunciare. È un pazzo criminale. Non avete Ripetiamolo, è un pazzo criminale. Di chi sta parlando? Però ha fatto una domanda su un punto, Molinari, perché sennò... Se gli Stati Uniti e i governanti europei non fossero stati così vigliacchi da offrirgli complicità, questa roba qui non avveniva. Quindi farà il minuto di raccoglimento per le vittime. La ringrazio. La faccio ogni giorno se vuole. Ma adesso dobbiamo risolvere questo problema, perché lì è un atto che si è consumato in poche ore. Qui è tutti i giorni. Come Conte, c'è l'altro aspetto, no? E se lei giustamente mi richiama 1000 quante erano? 1000 qualcosa vittime. Più di 1200. 1200, esatto, che si sono in poche ore, dove non possiamo fare più niente. Oggi mi dica che possiamo fare per oltre 50.000, 60.000. La liberazione degli ostaggi finisce all'istante la guerra. Va bene, comunque c'è questo aspetto che ci sono state delle vittime per un attacco terroristico orribile. Voi non riuscite a riconoscere ma ci mancherebbe altro, che c'è un pazzo criminale che sta distruggendo la storia di Israele. Raccontiamo ogni giorno quello che succede. Sarà un'infamia nella storia futura, perché attenzione, qui non è il problema dell'AIA. Netanyahu può sfuggire all'AIA, non sfuggirà al processo della storia. Chi lo salverà dal processo? Le do una notizia dell'ultimo minuto però, così la possiamo commentare perché è nel tema. Fonti palestinesi dicono possibile accordo sulla tregua a Doha. Perché nel Qatar? Perché avviene questo? Quello che si provava a dire prima, no, Presidente Conte? Se i governi tutti fanno pressioni su Israele per fermare l'intervento militare su terra e su Hamas per la liberazione degli ostaggi, forse non si sarebbe arrivati anche a questo terribile punto. Ogni morte è una tragedia, Io su questo sono stato sempre chiaro, ma le pressioni... Comunque, fonti palestinesi, possibile accordo sulla tregua a Doha. È una notizia di pochi minuti fa e questa posso dire una cosa? Chi vi parla, non vorrei essere frainteso, chi vi parla, vi ricordo, è quello che ha introdotto la dichiarazione antisemita dell'IRA da Presidente del Consiglio. E vi assicuro che quando l'ho portata nel Consiglio dei Ministri, non è che tutti erano proprio favorevolisti, perché, come sapete, è una dichiarazione un po' controversa. Ho istituito anche presso Palazzo Chigi il coordinatore per le politiche antisemita, per la prima volta, un ruolo che non esisteva. Però io, voglio dire, quando ho visto tutto questo, e ho visto che questa reazione incontrollata, scriteriata, criminale si è sviluppata nel corso del tempo, io mi preoccupo anche per la causa israeliana. Chiaro. Di Israele. Questo è questo è il problema. Questo è molto perché abbiamo capito. Non puoi non avere questo è molto questa chiaro. premura, oltre ovviamente
alla causa di un popolo, 2 milioni affamati, sfollati, che in questo momento rischiano di rimanere veramente... E che cosa ha provato, Presidente, quando ha visto i supporter di Hamas che hanno impedito a Torino di parlare al capo della comunità ebraica? Ma io voglio dire, non c'ho nulla a che fare con Hamas, andassero a quel paese, questi terroristi folli e scriteriati. E quindi anche quelli che dice in Italia in qualche modo hanno fatto dei cortei. La notizia di poco fa, Donald Trump, forse ci abbiamo anche un audio, dice, notizia molto importante, no, eccolo qui, no a nuove sanzioni a Mosca adesso, c'è una possibilità di ottenere qualcosa, quindi la strategia americana dice non infieriamo su Mosca e quindi non mettiamo nuove sanzioni. Prima di lasciarla, condivide questa strategia? Guardi, è un negoziato difficilissimo in corso. Qualsiasi iniziativa che non è finalizzata a chiudere un negoziato, ma a, come dire, provocare un'escalation è assolutamente è da evitare. Quindi anche quando l'altro giorno, perché è stato grave a livello internazionale quando la Meloni ha diffuso la fake news da Tirana? Perché lei, per giustificare il fatto che non aveva partecipato, che cosa fa? Abituata qui a dire menzogne senza che nessuno la contrasti con la corte domestica, lì si mette a dire una menzogna a livello internazionale e dice no, io non sono andata perché questi vogliono deliberare l'invio delle truppe. Voi capite che in un negoziato del genere dire che si stavano riunendo per inviare le truppe significa provocare ulteriore tensione. Quindi Macron e Merkel gli hanno dovuto dare uno schiaffo in faccia, ma dovuto, perché era gravissimo la menzogna che aveva detto. Grazie Presidente Conte. Grazie davvero. Torni a trovarci.